Il carraio sfondato, vetri dappertutto, una vetrata completamente caduta verso l'interno, quindi sfondata, un buco dietro nel magazzino e non abbiamo trovato tanti occhiali. Quando sono arrivate al lavoro hanno trovato la devastazione, la vetrina infranta, il magazzino razziato. Le dipendenti di Zadalux in via dell'Artigianato a Casalserugo in poche ore hanno cercato di rimettere in sesto il negozio e riaprire ai clienti dopo la spaccata. Il colpo intorno alle 2:30 di notte, i ladri hanno usato un furgone come ariete, hanno abbattuto il cancello carraio, poi hanno tentato di forare il muro posteriore, ma non riuscendoci, poi sono entrati dal magazzino e hanno fatto razzia. A terra, sull'erba, ancora i segni del loro passaggio e i calcinacci del muro sfondato. Prima di fuggire hanno infranto una vetrina e rubato decine di paia di occhiali esposti del punto vendita. Li abbiamo pulito, abbiamo tolto i vetri con l'aiuto di tutti i ragazzi che lavorano qua e abbiamo aperto subito praticamente il negozio. I danni alla struttura sono ingenti, il bottino è in fase di quantificazione. I carabinieri del Norma di Piove di Sacco sono arrivati sul posto, ma i ladri erano già in fuga. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le immagini delle telecamere dell'azienda della zona industriale di Casalserugo che potrebbero fornire particolari per incastrare la banda.